Benissimo, buonasera a tutte e a tutti. Siamo arrivati alla seconda puntata del ciclo di conferenze organizzate dall'Agenzia per l'Ambiente e dalla Biblioteca Provinciale Claudia Augusta, Ripartizione Cultura Italiana di Bolzano. Ieri abbiamo avuto come ospite l'architetta Bancher. La conferenza, con la moderazione dell'ospite che abbiamo anche oggi, Alberto Pierobonna, è visibile e riascoltabile, oltre che visibile appunto sempre sul canale YouTube della Biblioteca Provinciale Claudia Augusta. Mentre questa sera siamo anche in collegamento diretta streaming, avremo una seconda conferenza dedicata alla sostenibilità, ma soprattutto il titolo è legato all'economia. L'economia circolare è sostenibile? Questa è una domanda che ci poniamo in questo incontro, dove l'ambiente incontra appunto la cultura e troviamo una modalità per approcciarci a quella che è la transizione ecologica, ma anche una transizione, direi, culturale, che dovremo affrontare nei prossimi anni. La biblioteca e le istituzioni culturali hanno un ruolo fondamentale, è stato ribadito più volte anche nelle varie iniziative che promuovono l'Agenda 2030, perché il cambiamento è sostenibile, è fattibile, è realizzabile, anche se prima di tutto è un cambiamento culturale, un nuovo modo di approcciarsi, di relazionarsi con le risorse, con il proprio stile di vita, ma anche con il concetto di sé all'interno di un equilibrio molto delicato che dobbiamo mantenere con tutti gli esseri viventi, non solo gli umani, gli animali, ma anche, insomma, direi la totalità della popolazione che esiste su questo nostro pianeta. Questa sera abbiamo con noi di nuovo con piacere il dottor Alberto Pierobonna. Lo conosciamo perché è autore di numerosi libri, in particolare quello che vi volevo segnalare questa sera è un libro che abbiamo anche qui in biblioteca, Ho visto cose. Nasce dalla sua esperienza decennale come amministratore, come esperto e consulente in ambito di gestione di pubblica amministrazione, di società di interesse pubblico, ma anche come consulente privato per aziende. In questo caso affianca il nostro collega, il dottor Giulio Angelucci, direttore dell'ufficio gestione rifiuti, che insieme anche a Jutta Kustacher, e qui vi faccio vedere il secondo volume, ha realizzato I rifiuti raccontano, ancora alcuni anni fa. È un libro che abbiamo anche qui sempre a disposizione in biblioteca, come del resto abbiamo predisposto una serie di suggerimenti di lettura per approfondire alcune tematiche, nella convinzione che la biblioteca possa essere utile per sostenere il lavoro che gli uffici della provincia in questo momento, ma non solo, da tanti anni proseguono e realizzano proprio all'insegna di una sostenibilità anche ante litteram, se me lo lasciate dire. Grazie, cedo la parola adesso molto volentieri al nostro capo dipartimento, che è qui presente con noi questa sera e che ha fortemente voluto e ispirato questi incontri dedicati appunto all'ambiente e alla cultura, il dottor Antonio Lampis. Grazie. Grazie a Valeria Trevisan, che è la bravissima direttrice della Biblioteca Provinciale. Io appunto sono il capo dipartimento per cultura italiana, ambiente ed energia, ma ho mantenuto anche la carica di capo della ripartizione cultura. Vi porto il saluto dell'assessore Giuliano Vettorato e insieme con lui appunto abbiamo pensato a questi incontri. Anche ieri l'ho seguito attraverso questa diretta Facebook, dove appunto accanto all'esperienza dei nostri validissimi dirigenti dell'Agenzia dell'Ambiente ci fosse sempre il respiro di uno scrittore, di un autore, di una persona che anche fuori da questo piccolo territorio, che in molte cose è anche avanti nella tutela del clima e nella tutela dell'ambiente, comunque questo confronto appunto avvenisse in questa sala che vede sempre tante persone e tanto interesse. E quindi mi congratulo con la direttrice Trevisan per aver saputo trovare, insieme col dottor Ruffini, che è il direttore dell'agenzia, le persone come il bravissimo dottor Angelucci, che
conosco anche da molto tempo, e le persone che vengono qui a parlare, e anche i libri che parlano degli argomenti che qui vengono illustrati dagli illustri ospiti come il dottor Piero Bon e anche dai nostri appunto dirigenti come il dottor Angelucci. Quindi vi auguro un buon ascolto e vi ringrazio ancora di essere qui. Grazie ancora e la parola ai nostri ospiti. Grazie Valeria. Ma Alberto, io direi partiamo un po' dal titolo, no? Abbiamo scelto questo titolo, Se l'economia circolare è sostenibile. E poi io ho scelto questa foto, che è una foto degli anni 70, che a me è molto cara, ma rappresenta un po' quello che è stata la gestione dei rifiuti per molti anni in provincia di Bolzano. E Alberto poi ha seguito le emergenze di Napoli, ha seguito le emergenze siciliane, quindi immagini di questo genere non sono per lui nuove. È la discarica di Castelfirmiano, finita di bonificare negli anni 2000 e che è stata gestita dal 1972 fino a metà degli anni 90. E questa era l'unica soluzione di gestione dei rifiuti che era possibile in quegli anni. Allora, sicuramente la prima cosa che mi viene da dire, e poi mi piacerebbe sentire anche in base alle tue esperienze, che sicuramente c'è stato un periodo dove la gestione dei rifiuti non era né circolare né sostenibile. Questa immagine mi è particolarmente cara perché chiaramente vediamo una discarica vicino a un luogo che è estremamente significativo per Bolzano, Castelfirmiano. Per cui Alberto chiederei anche a te com'è la tua esperienza anche nella gestione dei rifiuti. Intanto ringrazio gli organizzatori dell'invito e dell'occasione, soprattutto in questa sede così stimolante. Allora, c'è un sodalizio di 13-14 anni ormai tra di noi, no? E con la provincia naturalmente. La provincia di Bolzano evidentemente è un'isola a parte, bisogna dirlo, virtuosa, pur con tutta una serie di distinguo, perché se paragoniamo questa degli anni 90 a quello che succedeva 2008-2009 a Napoli, centro di Napoli, eravamo sommersi, altezza 3 metri, lunghezza anche 20 metri, Santa Lucia, quindi zona dove c'era anche la sede regionale, ma diciamo turistica, non potevi star fuori dal puzzo, dai ratti. Lo stesso avviene in altre parti, soprattutto periferie, perché poi dovremmo anche distinguere l'aspetto dell'apparenza da quello di sostanza. E vale anche per l'acqua, attenzione, per gli acquedotti. Gli acquedotti solitamente, ho avuto l'esperienza anche a Napoli, certi quartieri vengono approvvigionati con dell'acqua diversa, diciamo così. Ecco. Altri purtroppo, proprio perché sono soccombenti rispetto a altre logiche, sono destinatari di acqua miscelata, potabilizzata, eccetera. Ma questo avviene dappertutto, attenzione. Allora, una cosa interessante che abbiamo visto anche assieme, mi pare, quindi adesso noi vorremmo fare un duetto, attenzione, non vogliamo stare qui a fare in maniera unidirezionale i discorsi che poi diventano pesanti, stancano, pietrosi, eccetera. Allora, tempo fa, esattamente a settembre, è uscita la normativa di recepimento del cosiddetto pacchetto direttive europee, 4 direttive, no? E si chiama decreto, tra l'altro tra 4 decreti, il più importante anche per la tua attività era il 116, anche il 121 per le discariche, ma il 116 di settembre 2020, il quale cambia completamente, cambia la nozione di rifiuto urbano, cioè quello a cui è preposta come gestione il servizio pubblico. Tutto il resto, teoricamente, perché non è vero, teoricamente lo gestiscono imprese private autorizzate, idonee, capaci, eccetera. In realtà, fino a dicembre dell'anno scorso, c'era una zona grigia che si chiamava rifiuti assimilati, cioè
dei rifiuti speciali che venivano considerati urbani, ma venivano considerati tali grazie a un regolamento, a una delibera di assimilazione del Consiglio Comunale. Quindi c'era una discrezionalità su qualità, quantità e soprattutto se il servizio riusciva a rispondere a questo. Allora, la prima preoccupazione che ha avuto il dottor Angelucci, è stato antesignano rispetto ad altri, e non lo dico per piaggeria perché chi mi conosce sa che sono molto rude nei complimenti, allora è stato quello di dire ma qual è lo scenario che si prefigura per l'Alto Adige in seguito a questa, come dire, definizione ope legis, cioè obbligatoria, non più discrezionale, in cui veniva sottratta la libertà dell'ente locale di decidere secondo l'esigenza del proprio territorio, perché questa è la verità. Allora, la prima cosa è stata una simulazione, ma prima della simulazione volevo approfondire in maniera istologica, chiamiamola così, la normativa, no? Perché è una normativa strana. Tra l'altro, attenzione, il paradosso, e tu insomma, sei stato buon testimone, è che il legislatore italiano è andato a dire ce lo chiede l'Europa e dobbiamo utilizzare questa definizione in adempimento al pacchetto direttive. Non è vero perché questa forzatura della cosiddetta assimilazione è tutta italiana, perché è vero che esiste il rifiuto similare, cioè il rifiuto speciale similare all'urbano, secondo le categorie di produzione e un elenco di codici, adesso non ve la faccio complicata. Però, insomma, ci sono dei passaggi che diventano porosi, giusto? Non so se poi tu vuoi anche aggiungere qualcosa, sì. Perché volevo arrivare a quello che mi hai chiesto, e cioè, quando siamo andati ad approfondire la normativa, ho voluto guardarmi la genealogia della normativa sui rifiuti italiana dal 1861, non scherzo, ai giorni nostri. Quindi ho ripreso in mano, l'avevo già fatta per altri lavori, però in maniera così precisa mi è costato un po' di tempo e abbiamo incrociato normativa servizi pubblici, normativa tributi locali, quindi tariffa, ma prima era la tassa rifiuti e prima ancora c'era un'altra forma di tassa, addirittura nella legge del 41, e poi quella dei rifiuti a disciplina specifica. Beh, quello che è uscito, l'ho scritto su un articolo di PSOA, mi pare a luglio, non mi ricordo, ho voluto anche condividerlo con il dottor Angelucci perché c'era tutto un ragionamento molto particolare, è che dal 1861, attenzione, siamo in perenne emergenza, cioè quello che è uscito e mi ha fatto trasalire è che sia nei tributi locali, ma non lo dico io, attenzione perché ho citato tutti i tributaristi esperti nella fiscalità locale, io mi sono letto almeno, è una passione anche quella dei tributi, ma almeno 40 libri, insomma, li ho visti, compreso la storia dei tributi. Servizi pubblici nei vari andamenti, anni 80, 90, privatizzazione, liberalizzazione, ma a tutt'oggi ci sono ancora crisi impiantistiche, collassi terminologici, che poi tireremo fuori anche il discorso famoso di un rifiuto che è sintomatico, secondo me, di una tolleranza istituzionale a una gestione che è nefanda dal punto di vista sia pubblico che privato, e sul quale devo dire la provincia di Bolzano è una delle prime che si è attivata, non è l'unica, attenzione, per fortuna, non è l'unica, ma su questa tipologia poi si sono attivati anche in altre regioni molto più lontane. Ecco, quindi, tornando a bomba, sì, quello che vediamo, l'apparenza, cos'è Lazio, Sicilia, Palermo in particolare, Palermo-Catania in particolare, l'emergenza campana che teoricamente è venuta meno, diciamo nel 2010 con l'avvento del termovalorizzatore di Acerra, ma non è vero, e la Calabria che non si capisce ancora bene da che punto stia, la Sardegna che si sta muovendo con uscite di flussi di rifiuti proprio perché non possono essere gestiti a livello di penisola e delle isole maggiori. Non so se condividi con me questa, sì. Ne abbiamo parlato diverse volte. Sì, io volevo aggiungere anche un'altra cosa. Diciamo,
questo esempio della discarica di Castelfirmiano, anche per riagganciarci al titolo e per spiegare il passaggio in più che ha fatto Alberto, che è un pensatore molto veloce. Questo è l'esempio di economia lineare. Produco, cioè concepisco un oggetto, lo immagino, lo sviluppo, lo produco, lo consumo e lo butto. E questo oggetto si perde. Quindi questo è l'esempio di economia lineare e perdendosi si perde in discarica. Allora una grossa responsabilità che la Comunità Europea affida alla gestione dei rifiuti è quello di rimettere invece i rifiuti, anziché gettarli semplicemente, ma rimetterli in ciclo. E Alberto è già passato al punto successivo, cioè la seconda parte del titolo sono i paradigmi e i paradossi della gestione dei rifiuti, e cioè come risponde il sistema nel momento in cui si applica l'economia circolare. Risponde sempre bene o risponde sempre in maniera non necessariamente propria. Quindi quando parlava dell'esempio dei rifiuti urbani, quello è un esempio dove andando ad appigliarsi all'idea di economia circolare o andando ad appigliarsi all'idea di dover rispettare le direttive comunitarie, in realtà si produce nei confronti dell'ambiente un effetto, in questo caso negativo, perché l'effetto di sottrarre questi rifiuti similari al circuito dei rifiuti urbani, nel nostro caso, produce tutta una serie di conseguenze che vanno dalla difficoltà da parte poi del gestore pubblico di dimensionare il proprio servizio di raccolta. Volevo fare un attimo questo raccordo anche per spiegare il senso del titolo. Per questo nel titolo abbiamo messo anche paradossi. Sì, no, adesso mi ha sollecitato anche alcuni ricordi. Ad esempio, lo trovate anche nel libro, ho visto cose che è una casistica di 40, almeno 40 situazioni, tutte vere, abbiamo cambiato date, luoghi, nomi per evitare insomma, di passare i prossimi anni in aule giudiziarie, ma tutto vero, poi è un quinto di quello che dovevamo raccontare. Allora, un caso è la discarica, questo posso anche dirlo, una discarica veneta, attenzione, gestita da una società estera che a un certo punto correva l'anno, adesso sto pensando, correva l'anno 2000 e qualcosa, era appena intervenuta la direttiva discariche, attenzione, la direttiva discariche 1999, numero 31, attuata malamente, non so se siete d'accordo, in Italia col decreto legislativo 31 del 2003, quindi 4 anni dopo, con una norma intertemporale, l'articolo 17, che era insomma, una presa in giro, diciamo, era senza strategia. Quando una norma transitoria non ha strategia, capisci che non c'è neanche questa visione, che manca ecco, a chi ha esperienza corrente o chi sta facendo pianificazione o gestione, come il dottor Angelucci. Allora, cosa successe? Che forti della loro esperienza, questi esteri volevano trasformare la discarica, che era una discarica classica, in bioreattore, cioè insufflando il percolato che nel piano economico dovevano portare l'impianto fuori e farlo gestire, insufflando per aumentare il processo dei batteri e quindi mineralizzare il rifiuto, compattarlo e ottenere di nuovo. Successe un pandemonio perché in provincia dissero non è possibile, quindi ragioniamo da come ha detto, a me ha accennato prima il dottor Angelucci, cioè non porto i rifiuti in un impianto terzo, movimentazione, rifiuto pericoloso, eccetera, eccetera, ma teoricamente, virtuosamente lo rimetto nel processo perché mi causa questi effetti e lo tengo comunque presidiato, no? Allora venne fuori l'inferno, ma soprattutto l'interesse non era ambientale, è quello che succede di solito, no? Non so se siete d'accordo. La molla non è mai, purtroppo è una chimera, insomma il gestore di solito guarda il grano, non è che guardi
insomma, l'esternalità ambientale, sì, la guarda nella misura in cui gli crea consenso o gli crea, come dire, quella forma di facilitazione anche autorizzativa. Perché in quel caso il gestore risparmiava circa 140 milioni all'anno, mi pare, di trattamento, di percolato, l'intercettazione del biogas. Insomma, c'era tutta una lavorazione che lui intercettava, ma che gli creava enormi economie. Solo che queste economie lui non voleva scalarle dalla tariffa che andava alla signora Maria, cioè al comune X o Y. E qui si innescò la guerra, che era meramente economica, ma su un discorso che teoricamente doveva essere virtuoso, cioè ambientalmente. Questo per dire che tante casistiche, poi se volete possiamo insomma, anche esemplificarne altre, tipo mi viene in mente i gas climateranti del protocollo di Kyoto, che anche lì il protocollo di Kyoto adesso, ha scatenato appetiti enormi. Non so se, a me è successo una discarica in Africa, in cui un ONG trentina, posso dire trentina, di un agronomo, andò ad interessare un imprenditore del Veneto per andare a gestire questa discarica, sulla quale ottenne i certificati per il protocollo di Kyoto, ma era solo finanza, perché alla fine cosa fece questo? Intervenne, diciamo, con $4 ad azione, a quota, ma alla fine le rivendette a un fondo giapponese green a $10. Il fondo giapponese green lo mise nel mercato e lo rivendette a $14. Quindi stiamo parlando di percolato, biogas, ripristino ambientale o di che? Non so se anche tu condividi questo. Sì, allora sicuramente... O se stiamo allargandoci troppo. Possiamo allargarci un po', possiamo andare a fisarmonica. fisarmonica. No, per loro dico. Io di solito sono più sintetico e Alberto un po' più... Allora, sicuramente la gestione dei rifiuti è un settore economico, tant'è che pensate che in tedesco si parla Abfallbewirtschaftung, Abfallwirtschaft, per cui proprio c'è forte il tema dell'economia. E non solo, c'è anche il tema appunto di farla diventare anche un'economia sostenibile. E non sempre le risposte sono coerenti, anche se poi gli obiettivi possono essere però significativi. E a me viene in mente come nel pacchetto economia circolare, che è questo pacchetto di questi 4 decreti legislativi di cui parlava Alberto, ci sono degli obiettivi ambiziosi, cioè ci sono obiettivi ambiziosi per quello che riguarda la raccolta differenziata, si parla di arrivare al 65%, si parla di ridurre la quantità che deve andare in discarica di rifiuti urbani, di ridurla al 10%, e si introduce il tema dello spreco alimentare, ridurre lo spreco alimentare, si riduce una cosa che a noi interessa apparentemente poco come il littering, che è la dispersione dei rifiuti nell'ambiente. Comunque sono tutte misure che devono essere messe in atto. La cosa che a me è interessato, quando ho guardato questa parte ambiziosa e sicuramente una bella vetrina dell'economia circolare, è vedere noi come provincia di Bolzano come eravamo collocati. E adesso vi do qualche numero, in modo anche da capire. Allora, se l'obiettivo di raccolta differenziata per il 2035 è del 65% a livello europeo, noi siamo al 69%, quindi questo è un obiettivo già bello che è raggiunto. Conferimento in discarica dei rifiuti urbani inferiore al 10% e noi siamo attorno al 5%, per cui anche questo obiettivo largamente raggiunto. Allora mi sono fatto la domanda, ma noi abbiamo fatto veramente tutti i nostri compiti? Cioè, visto che siamo stati, e spesso Alberto ha usato, quando parla dell'Alto Adige, usa spesso il termine pionieristici, e spesso ci cita anche come modello in giro per l'Italia. Dico, è sufficiente per definirci sostenibili? E purtroppo ho visto un altro dato significativo, e cioè la produzione di rifiuti pro capite, e cioè significa che è in costante crescita, il che significa che nonostante tutte le misure, adesso siamo attorno ai 500 kg abitante anno, 535, significa che ogni anno, nonostante queste misure dove incrementiamo la raccolta differenziata, riusciamo a essere bravi a ridurre l'impatto in discarica,
di fatto continuiamo a produrre più rifiuti. È qui presente anche il presidente di Ecocenter, che gestisce 2 degli impianti più importanti della provincia di Bolzano, cioè l'impianto dove viene recuperato tutta la frazione organica che noi raccogliamo e l'impianto di termovalorizzazione. E per quello che riguarda l'impianto di recupero della frazione organica, era stato pensato nel 2004 per servire tutto il bacino, o meglio gran parte del bacino della provincia di Bolzano, e c'è stata la scorsa settimana l'inaugurazione dell'ampliamento, perché negli ultimi 10 anni, cosa che pochi sanno, noi, per quanto fossimo bravi nella raccolta differenziata, esportavamo fuori provincia circa 8.000 tonnellate di rifiuti organici, di umidi, dove Alberto sempre mi diceva: ma com'è che li esportate? Per cui, insomma, effettivamente da un lato forse i nostri compiti non li abbiamo conclusi, dall'altro, questa è la domanda che io mi pongo, non so se alla fine la risposta tecnica che sempre di solito noi offriamo sia sufficiente. Ed è per me anche un piacere essere qui oggi in una biblioteca a parlarne, perché molto spesso io penso che l'aspetto culturale dei rifiuti sia stato ampiamente sottovalutato. Ci sono molte persone qua che non si occupano dei rifiuti, no? Ma pensate, la definizione di rifiuto è questa, è proprio da normativa europea: un oggetto o un bene di cui il detentore si disfi o decida di disfarsi o abbia l'obbligo. A parte l'obbligo, insomma, c'è l'obbligo, però c'è un elemento soggettivo, c'è un momento dove ognuno di noi prende un bene e decide di buttarlo. E questo è un aspetto che fino a quando non ci porremo una fatidica domanda del perché lo facciamo, non so se riusciremo a essere veramente sostenibili. A me piace dire una cosa: noi siamo stati molto bravi a rispondere alla domanda come fare. Abbiamo i rifiuti e abbiamo risposto come fare. Abbiamo costruito impianti, non siamo più in questa situazione, nonostante, come diceva Alberto, in altre parti d'Italia, e basta girarla, e non solo d'Italia ma d'Europa, la situazione è più vicina a questa che non a quello che è il nostro contesto. Quindi alla domanda come fare siamo stati effettivamente, mi sento di dirlo, siamo stati bravi. Alla domanda del perché, secondo me, ancora non siamo arrivati a una risposta. Non so cosa ne pensi te, Alberto, su questo. È evidente che... Allora, sì, il rifiuto è antropologico, nel senso che lo tocchi, decidi dove collocarlo, cosa acquistare a monte, anche questo è un bel tema, nella mistificazione del fatto che poi qualsiasi cosa venga recuperata. Non è vero, togliamone subito, insomma. Quindi ci vorrà tempo perché l'industria progetti in maniera diversa utilizzando altro materiale, ci vorrà tempo perché i consumi, le abitudini che non sono solo nostre o dell'Alto Adige o italiane o europee, ma sono di tutto il mondo, perché poi alla fine uno nasconde, c'è spazza, ma nasconde anche la polvere sotto il tappeto altrui. Vedi, ieri sera si parlava di riqualificazione di edifici, mi ha colpito l'architetto Bancheri che ha detto: guarda che so di serramenti, finestre dalla Puglia, nuove, messe bene, pur di cambiare, visto il beneficio del 110, le portavano in Madagascar. Quindi già qua, allora mi viene in mente elettrodomestici, abiti usati, insomma, che poi anche qui è un bel tema, perché nei mercati del cosiddetto terzo mondo poi si ritrovano questi abiti che girano non in maniera caritatevole, ma in maniera, insomma, dove si paga e anche dietro c'è qualcos'altro. Elettrodomestici non ne parliamo. Quindi il punto è effettivamente politico, assiologico, valoriale, chiamatelo come volete, perché la tecnica è vero, cioè poi anche, scusa, anche la mistificazione, il tecnico dove si ferma, dove comincia e viceversa, perché anche questo ultimamente, tu hai chiamato sistema, insomma, sistema astratto, ma
questo ordinamento, non so come dirlo per farmeli capire, ma è molto imbricato, cioè il politico è tecnico, il tecnico è politico. Se il politico non capisce niente di tecnica, comunque c'ha i suoi corte dei miracoli o tecnici addomesticati che fanno un po' quello che gli pare. Col paradosso, l'abbiamo anche evidenziato ieri sera, che ci sono dei politici che dovrebbero essere preclusi dalla carica pubblica per le idiozie che dicono, anche in materia di plastic free, insomma, uno che sconosce l'LCA e che ti dice in maniera apodittica, la slogan, che tutta la plastica può essere recuperata, scusate, è un imbecille, perché insomma, un termine più adatto non lo so trovare, non so se tu sei d'accordo, perché poi vai in giro e ti trovi che effettivamente sia sulla raccolta differenziata spinta, parliamoci chiaro, ad esempio il PET, quello delle bottiglie da bevande usate, non so se lo sapete, ma dal 25 al 30% della raccolta differenziata spinta, sto parlando anche del Veneto, dove ci sono le medaglie insomma, al valore per chi raggiunge la raccolta differenziata anche oltre l'80, ecco, viene portato a incenerimento, è inutile che a recupero energetico, quindi è chiaro che cambia qualcosa, tant'è che i privati cosa fanno? I privati si organizzano con i cosiddetti bancomat dei rifiuti, quindi il riconoscimento del codice a barre, spendono meno soldi nel trattamento, hanno un materiale mersologico maggiore, ma lo stanno facendo anche i produttori di bevande, cioè i produttori di bevande, per non rincorrere l'acquisto della materia prima a polimeri tipo del PET e quindi il mercato petrolifero che è tipo un autovolante, no? Cosa fanno? Vanno ad approvvigionarsi tramite questi bancomat o circuiti per cui hanno un costo fisso e quindi programmano meglio anche la loro politica industriale, questa è la verità. Sì, a me viene in mente un'altra cosa, citavi plastic free. Sì, siamo tutti d'accordo. Sì, però infatti volevo solo aggiungere alcune cose significative. Quando parliamo di plastic free nella gestione dei rifiuti parliamo degli imballaggi, cioè di quello che è la plastica che serve per confezionare un prodotto e per farlo arrivare poi al consumo, no? Allora, siccome è uno dei temi che anche seguo come nel mio lavoro, abbiamo fatto una presentazione poco tempo fa agli insegnanti, c'è una tendenza a usare sempre più imballaggi, nonostante, e questo mi fa pensare, cioè noi potremo anche pensare a un miglioramento dell'efficienza nella raccolta differenziata, ma dovremo anche pensare a una riduzione del consumo delle risorse. C'è uno studio della Fondazione MacArthur che esplicita un po' bene questo concetto. La Fondazione MacArthur lavora molto sull'economia circolare e proprio prendendo come esempio la plastica mostra come se all'anno vengono consumati, mi sembra, 78 miliardi di tonnellate di polimeri per produrre plastiche e il 34% di questi polimeri viene disperso nell'ambiente proprio, e questo purtroppo c'è una parte, ogni volta che noi immettiamo un bene nel mercato c'è una parte di questo bene che si disperde. In parte si disperde proprio perché lo gettiamo inconsapevolmente per terra, in parte perché si disperde tramite il consumo. Una delle fonti, ad esempio, della microplastica, anzi la maggiore fonte di microplastica, è l'abrasione delle gomme sulla strada. E queste sono dispersioni che sono inevitabili. Potremo essere più efficienti e ridurre l'abrasione, ma ci sarà sempre una parte che si disperde. Per cui c'è una parte di risorse che si disperderà, c'è una parte che viene gestita male, perché una buona parte della plastica purtroppo a livello mondiale finisce in discarica, una parte viene incenerita perché non recuperabile, e qui si apre anche già una grandissima parentesi su quello che è l'azione dell'uomo nell'ambiente, no? Noi siamo bravissimi a prendere materie prime, a mischiarle tra loro, a creare un prodotto complesso, che una volta che è un prodotto complesso è molto difficile rimettere in un ciclo naturale. Il riciclaggio cerca di rimettere il prodotto nel ciclo naturale. Più il prodotto è complesso, più sarà complessa la tecnologia di riciclaggio con gli effetti ambientali. Comunque, per dirvi il ciclo della plastica attualmente,
su queste tipologie di plastica, solo il 14% del polimero immesso ritorna nelle industrie del riciclaggio, e di questo solo il 2% viene effettivamente riutilizzato. Il resto anche si perde negli impianti di recupero. Allora, noi potremo sicuramente, con l'economia circolare e rispondendo alla domanda come, perché potremo migliorare l'efficienza del processo. Resta la domanda: continuiamo a consumare di più oppure possiamo pensare a un sistema dove si mantengono le risorse? Perché quando parliamo di sostenibilità, e questa è la complessità dell'argomento, quando parliamo di sostenibilità torniamo alla fine alla vecchia definizione di von Carlowitz: è sostenibile del 1700, è sostenibile un bosco dove vengono abbattuti tanti alberi quanti sono in grado di rinascere. Quindi questo è il concetto di sostenibilità, e questa è la grande sfida alla quale noi adesso siamo chiamati. Siamo in grado di rispondere e di essere veramente sostenibili, o rispondiamo, o sarà sufficiente rispondere col come? Beh, io sono abbastanza pessimista, nel senso che guardando a quello che succede anche fuori dall'Europa, francamente basta leggere, non so, citavo anche ieri Stefano Liberti, Terra bruciata, ma prima ha fatto I Signori del Cibo, prima ancora land grabbing, cioè l'accaparramento delle terre, soprattutto in Africa da parte dei cinesi, eccetera. Trovate una situazione, insomma, che teoricamente sta peggiorando. Poi la presenza delle megalopoli, e quindi che producono il 75% di tutti i rifiuti, impatti ambientali, questo nuovo stile di vita, quindi questo nuovo stile di vita in cui l'insediamento antropico, non so, Tokyo mi pare abbia 42 milioni di abitanti, cioè è chiaro che il cibo, gli alimenti da dove non li produce in maniera autoctona, no, ma devono rivolgersi, e quindi c'è tutto un sistema distributivo, c'è un sistema di comunicazione, marketing, e purtroppo siamo dentro un meccanismo tale per cui credo difficilmente, se non con generazioni, a meno che non ci sia, attenzione, faccio le corna, se mi consentite, un gran disastro che imponga di ripartire in maniera più consapevole. Tutti non ce lo auguriamo, è evidente, però uno tsunami, insomma, qualche avvisaglia c'è, quei disastri ambientali, quello che assistiamo. Su questo non voglio essere, insomma, terrorizzante, però che la situazione cambi ci vorrà molto tempo. Anche in Italia adesso, ad esempio, ho avuto occasione nell'esperienza professionale di conoscere dei grandi gruppi che sarebbero andati a raccogliere i loro imballaggi in plastica, film, altri manufatti, senza chiedere i soldi a nessuno, cioè con i loro mezzi. La normativa italiana, per come è impostata, non glielo consente. Devi essere organizzato in un certo modo, ramificato in tutto il territorio nazionale, deve avere una certa certificazione, devi essere riconosciuto con un decreto del Ministero, insomma, per farla breve, loro dicono sono un industriale, non posso correre dietro alla burocrazia. Io la mattina giro la chiave, so che devo, spendo tot, devo portare in casa tot altro, ho tot dipendenti, non posso correre dietro questo bizantinismo giuridico. Allora, come fare? L'educazione, insomma, l'abbiamo visto anche con la raccolta differenziata. Dico, nel Trevigiano nel 97, quando abbiamo iniziato a spingere sulla raccolta differenziata, avevamo delle enclave dure, in cui condomini o quartieri, questo esiste anche in grandi città, Napoli, che non rispondevano. Organizzavamo incontri serali, non venivano, o se venivano erano pochissimi. I bambini a scuola hanno insegnato ai genitori, cioè è stato un ritorno dopo 8 anni
Quindi non è mai, come dici tu, dopo devi trovare un corpo insegnanti che ci creda, che sia motivato, che abbia la capacità di mediazione, perché stiamo parlando anche di culture diverse, abitudini diverse, perché come hai detto giustamente tu, è più facile fare un impianto che tratta il rifiuto che evitare che quel materiale diventi un rifiuto o addirittura, meglio ancora, che il consumatore o potenziale consumatore decida, e lui è il dominus poi nell'acquisto, decida di acquistare quel prodotto green o non acquistare. Adesso la moda è di andare tutto sul green, anche le grandi case di pelletteria, di imballaggi di profumi, stanno muovendo tutti il profumo, se guardate adesso lo fanno anche con plastica riciclata, cioè, questo è quello che sta andando. Non so se dopo ci siano... Avevi in mente qualcos'altro tu? Perché no, ti vedo sorridere, avevi in mente qualcos'altro? Perché mi vengono in mente mi sono venute in mente due cose. Uno è un libro di cui abbiamo a lungo parlato, che è Claudio Naranjo, Cambiare l'educazione per cambiare il mondo, dove proprio dice a chiare lettere che questa crisi ecologica è il frutto di questa società e solo questa crisi ecologica poteva mettere veramente in crisi il nostro modello di vita. E l'altro, sempre tornando alla sostenibilità, mi viene in mente come siamo stati capaci fino adesso di rispondere alle crisi ecologiche, o quantomeno con un meccanismo di sostituzione. Allora, non faccio la pelle, uso le coppelle. Non vado con la macchina a benzina, uso la macchina elettrica. Quindi sostituisco, non intervengo tanto sul fatto che le risorse possano essere finite o non finite, ma intervengo su meccanismi di sostituzione, cioè mi affido sempre in qualche modo alla capacità dell'uomo di sviluppare una tecnologia migliore, più efficiente, più efficace e che questa sia in grado di rispondere meglio. E io non so, cioè, vedendo anche i cambiamenti climatici come li stiamo vivendo in maniera drammatica in questi anni, e qui mi tornano in mente i miei anni all'università, che ormai sono un po' lontani, quasi 30 anni fa, dove avevo un professore che parlava di crisi climatica e insomma lo prendevamo un po' come un visionario, e ricordarsi delle sue parole di allora e vedere quanto drammaticamente la nostra generazione stia vivendo la crisi climatica mi fa pensare che forse il meccanismo di sostituzione non sia di per sé sufficiente a creare una società. Stai toccando dei tasti di economia. Allora, adesso mi è venuta in mente una cosa. Quando parlava il dottor Angelucci di innovazione tecnologica, praticamente era, non so se conoscete Schumpeter, economista austriaco famoso che si rifaceva alla scuola di von Hayek, il quale diceva che l'imprenditore è un eroe nel mercato perché per tutta una serie di considerazioni, e l'innovazione tecnologica sarà quella che ci consentirà di salire. Quindi un paradigma, diciamo, mitologico, non so, comunque una speranza, un'escatologia, chiamatela come volete. Poi subentra Keynes. Keynes invece si rende conto che le crisi, stiamo parlando, perché l'ecologia non è disgiunta dall'economia, cioè stiamo parlando delle stesse cose, ecco, riacciuffandole per materie diverse. Allora Keynes dice, attenzione, la crisi è ciclica, dove intervenire lo Stato. Quindi vi ricordate la famosa battuta, scavare le buche per poi riempirle, ma intanto fai circolare l'economia. Poi è andato in crisi anche un po' Keynes, no? C'è qualche nostalgico che si rifà una versione rivisitata all'economia classica, Riccardo, Smith, ma anche Marx, per cui dicono, vabbè, valore d'uso, valore di scambio, dobbiamo ritornare in cui, forse l'unico elemento che possiamo richiamare in causa è, ma l'economia è distinta dalla politica? Cioè la politica è succube dell'economia, come sembra, insomma, visto la finanziarizzazione in corso, tutto quello che vediamo, o dovrebbe essere la politica a riprendere l'economia e dire fermi tutti? Questi sono i valori, le scelte, la pianificazione, e quindi imponiamo.
questo è il tema forse, come dire, corsaro, che nessuno vuole ammettere. E lo stesso è per l'ecologia. Cioè l'ecologia alla fine cos'è? È un aspetto dell'economia, no? Sì, a me mentre parlavi veniva in mente Il viaggiatore leggero di Alexander Langer, dove del resto si parla proprio di una transizione ecologica che deve fare parte del dibattito democratico e deve essere socialmente accettata e socialmente gradevole, se non ricordo male. Comunque sì, condivido, cioè penso che la situazione, diciamo, quello che chiamiamo crisi climatica, ma se ne parlava qualche giorno fa a Roma, per cui non è una cosa che abbiamo inventato io e te Alberto, no? Il club di Roma, il 72. Sì, No? ma penso che la crisi climatica si stia dimostrando come una crisi sia economica e sia anche politica, perché io condivido, dovrebbe essere la politica, una politica illuminata, che risponde in maniera illuminata alle esigenze di questa crisi e non affidarsi a tecnici. Il politico dovrebbe essere un condottiero, cioè gettare di là il cuore e dire andiamo tutti a riprenderlo, ma è una visione un po' romantica se volete, e quindi poco concreta, ma teoricamente se manca la visione manca anche, come dire, il modello da perseguire da parte di noi tutti, perché poi alla fine anche noi tecnici, mi chiamo nella schiera dei tecnici, cosa deve fare? Deve attuare una pianificazione, un programma. Certo è che, adesso mi hai fatto venire in mente una cosa, io conosco un fisico nucleare italiano che lavora in Giappone e lui mi dice guarda che io non ci credo al cambiamento climatico, perché in tutta la storia c'era caldo, freddo, periodo romano e quindi dobbiamo anche confrontarci con posizioni diverse, ma anche non diciamo di mediocri, di gente che ha studiato, che ha certe frequentazioni scientifiche, accademiche, eccetera. Quindi diventa ancora più difficile, perché non stiamo parlando, mettendoci d'accordo su un obiettivo considerando il contesto, perché qualcuno mette in discussione anche il contesto. Anche se fortunatamente chi mette in discussione il contesto sono sempre meno. Cioè se fino a 10 anni fa il cambiamento climatico era discusso e discutibile, e oggettivamente 30 anni fa io all'università ero uno di quelli che lo metteva in discussione, perché i dati che avevamo allora non erano tali da dire stiamo andando verso un cambiamento climatico, quantomeno non era un tema per la nostra generazione. Comunque, se è vero questo, è interessante invece vedere quali sono i tipi di risposta che si cerca di dare al cambiamento climatico, no? Ed è anche interessante vedere le posizioni dei diversi stati rispetto ad accordi e a possibilità di accordi. E qui ci vorrebbe veramente una forte capacità di creare coesione. E francamente anche qui siamo in una società che ha avuto una forte spinta individualista, anche motivata, nel senso che questa spinta individualista ha consentito anche di ottenere tutta una serie di risultati, pensiamo al voto alle donne. Lo sviluppo che non è il progresso, no? Sì. Diceva Pasolini. Però adesso che anche il Papa sia uscito su questi argomenti, e poi vabbè, erano già, se ti ricordi, i missionari in Amazzonia, no? Mandavano a depredare la foresta, eccetera. Quindi forse è una sorta anche di conversione interiore, adesso gioco a rimbalzo. Cioè, al di là del cambiamento, perché poi diventa facile dire deve cambiare il sistema, deve cambiare la politica, deve cambiare la legge, deve cambiare... Ecco, ma probabilmente c'è anche un cambiamento interiore che dovrebbe essere, quindi che deriva da una consapevolezza, da una conoscenza, dalla... E torniamo a bomba alla definizione di rifiuto. Quel momento soggettivo dove ognuno di noi butta un oggetto... ma può essere orientato, il consumo può essere orientato, può essere mistificato anche. Dal mercato, dalla pubblicità, da tutta una serie di miraggi, anche
Vabbè, adesso la società consumistica, quella opulenta, sta tramontando, gioco forza anche, insomma, il middle class sta sparendo, sta appiattendosi, per cui, insomma, però rimane ancora una forma quasi coartata di acquisto. Quando andate al supermercato non è un caso che certi prodotti siano su certi scaffali, siano illuminati in un certo modo, nell'uscita ci siano altri prodotti. Cioè, perché? Perché vuol dire, adesso non lo so, è psicologia, è marketing o cos'è ancora? Ma allora, sulla società dei consumi è stato scritto molto e secondo me è sicuramente un argomento approfondito. Invece sulla società getta c'è veramente poco. Io ho trovato solo uno studio che è quello di Groderhost, che ha cercato un po' di affrontare il tema della sostenibilità della gestione dei rifiuti. Non entreremo molto in dettaglio. E poi un altro lavoro che inquadra gli oggetti che noi gettiamo dal punto di vista emotivo. Allora, a seconda che abbiano o non abbiano un significato, noi potremmo vivere radunando gli oggetti o classificandoli in 3 scatole e a seconda di dove li classifichiamo, secondo l'importanza emotiva che hanno per noi, finiscono nel bidone dell'immondizia, finiscono in cantina o finiscono sullo scaffale. È una pratica che ognuno di noi potrebbe fare con i libri che ha a casa, almeno io e te che abbiamo diversi libri. Esiste anche l'archeologia del rifiuto, no? Sì. In base alla stratificazione individuano i consumi, lo stile di vita, eccetera, come anche esiste come dire, la segretezza nel rifiuto. Ad esempio, Watergate scoppiò perché i giornalisti andarono a rivistare nel cassonetto, trovarono delle cose. È successo anche recentemente in Sicilia, dove un giornalista stranamente ha scoperto in un cassonetto un documento di un dipendente regionale che parlava di massoneria e altre cose, ma dentro il cassonetto dell'ufficio, anche questa è una... Oppure la famiglia imperiale giapponese, quando vanno a prendere i loro rifiuti, vengono autocombusti dentro il camion perché non li veda nessuno, non capiscono cosa consumano, cosa utilizzano, eccetera. Anche questo è... Quindi oppure a me è successo nel 97, anzi 2000 siamo partiti su 25 comuni con la differenziata spinta e quindi quando mettevano i loro oggetti fuori di casa non mettevano la bottiglia di grappa perché passavano per ubriaconi, non mettevano altre cose, insomma è un mondo interessante. Allora, sarebbe stato interessante andare a vedere i balconi di quelle persone pieni di bottiglie di grappa vuote. Oppure le mettevano da vicino. Esatto. Ascolta Alberto, cosa dici? Adesso siamo forse andati un po', ci siamo allargati tutti e due. Io lascerei spazio alle domande. Sì, assolutamente. Del pubblico. Basta che siano feroci. Allora, vorrei fare una domanda, cioè a me piacerebbe che ci fosse un consiglio, una visione. Noi stiamo parlando di educazione, no? A me sembra che, io ho 53 anni, a me sembra che da quando io ero bambina siamo andati sempre peggiorando in questa visione del consumo. Una volta c'era l'elettrodomestico che ti durava 30 anni, no? C'era la pentola Eternum, no? Perché doveva durare tutta la vita. Adesso noi sappiamo benissimo che vengono prodotti gli elettrodomestici per rompersi e buttarlo via, non ripararlo. Questo tanto per fare un esempio, ma potrei fare l'esempio dell'acqua. Nessuno di noi, quando io andavo all'università, si pigliava la bottiglietta di plastica d'acqua perché c'erano le fontanelle in tutte le stazioni e ognuno poteva bere tranquillamente ovunque. È stato voluto di togliere per esempio l'acqua pubblica perché noi ci pigliassimo la bottiglietta di plastica. Allora l'educazione parte da chi? Perché io è come se dicessi ok, io vorrei non usare per esempio la bottiglietta di plastica, però purtroppo spesso sono costretta a farlo, no? Perché per esempio negli aeroporti tu non puoi entrare con la tua acqua, cioè mi sembra che tutto il mondo e tutta la politica e la visione risponda esclusivamente al mercato, cioè al consumo. Allora,
noi siamo qui a parlare, dovrebbe cambiare l'educazione, cioè ma chi si prende la briga di cambiare? Perché ovviamente dietro ci sono degli interessi enormi, adesso parlo dell'acqua, ma potrei parlare appunto di... abbiamo detto ci vorrebbero dei politici illuminati, ora mi perdoneranno i politici che sono qua dentro, ma purtroppo non è che se ne vedano tantissimi che vadano contro questa corrente, no? O che facciano delle iniziative veramente così. Allora io mi chiedo, qual è il consiglio che dareste voi? Perdonatemi se vi metto in questa situazione. Io userei la regola contro la regola, cioè la cosiddetta mossa del cavallo, creando un controinteresse. Ad esempio sulle bottigliette, girando, non so, mi viene in mente l'aeroporto di Francoforte, se tu lasci le bottigliette ti sparisce immediatamente. Perché? Perché lì riconoscono un tot centesimi, adesso non mi ricordo, ogni bottiglietta che tu conferisci un certo circuito, per cui sono le stesse addette alla pulizia che te le rubano. In Croazia il sistema è diverso, per carità, ma anche lì ci sono purtroppo delle persone, io ho visto in Istria, che andavano a rovistare per rubare le bottigliette in PET. Questo è avvenuto anche in Piemonte, allo Scian, mi ricordo, adesso, in cui c'erano dei cosiddetti clochard che raccoglievano 100-200 bottigliette e si mantenevano perché avevano un riconoscimento di buoni. Oppure a New York, con la famosa direttiva dell'allora sindaco, nella quale io ho fatto anche delle foto perché mi sembrava impossibile, sono stato dunque 10 anni fa esattamente, e portavano con i carrelli o in bicicletta bottigliette di plastica, lattine di alluminio e andavano a rivenderle in certi negozi. Poi lì, ecco, cosa succedeva è un altro discorso. Però dovresti usare la regola contro la regola. Allora, non c'è, come dire, una norma, non c'è l'illuminato, benissimo. Creiamo, visto che il sistema si basa purtroppo, piaccia o non piaccia, su una leva anche economica, diamo la possibilità agli anziani, per esempio, di andare a prendere, che so, del materiale e comprarsi gli studenti che possono avere degli abbonamenti gratis, ad esempio, sia telefonici sia di mezzi pubblici, conferendo tot quantità, e quindi alleggeriamo tutta questa massa che non arriva più come rifiuti, ma arriva come si chiama? No, vabbè, che va a alimentare le materie prime secondarie, parliamo, capito? Perché, ecco, l'operazione che dici tu, cioè, ragazzi, cioè, ma lei deve cambiare l'industria, deve cambiare il sistema, deve cambiare, come fai? Cioè, è una roba, non so tu. Cioè, è come se io sentissi un po' una condanna in questo, no? Nel senso, cioè, non abbiamo molto un mezzo rispetto a questo, perché è stato voluto creare questo rifiuto. A me viene Grazie, in adesso non mente voglio monopolizzare. che forse la risposta sta nel ricreare un senso di collettività. Mi viene in mente Sigrid Bauman nel suo Modernità liquida, dove dice che sostanzialmente si è perso un po' un senso di collettività, e in questo disperdersi del senso di collettività ci ritroviamo da soli e anche inermi da soli, perché non riusciamo a fare massa, non riusciamo a dire questo processo va cambiato. E da questo punto di vista la politica nei prossimi anni dovrà giocare un ruolo molto importante, perché, come diceva il vescovo di Innsbruck a un convegno a cui ho partecipato qualche mese fa, questa società si cambierà o per design o per disastro. Quindi spero di aver risposto. Allora, io ho una domanda, volevo sapere se nelle nuove normative c'è un qualcosa che incentiva il baratto, il mercatino delle pulci, il riuso, perché alla fine, come tutte le cose, cioè, riutilizzare un oggetto per quello che è, sappiamo che è la formula migliore, perché non utilizziamo altre energie. Quindi cioè, anche il fenomeno dei gruppi Facebook, te lo regalo se te lo vieni a prendere, tutte queste cose, ovviamente se sono incoraggiate anche a livello pubblico, dove tu hai effettivamente un magazzino, perché il problema è anche la quantità del consumo, quindi la quantità degli oggetti,
anche quello diciamo sarebbe auspicabile. Ecco. Allora sì, senz'altro, nel senso che vengono previsti il mercato dei beni usati, dovrebbero, anzi rientra nella prevenzione, se ben ricordo, nella pianificazione della prevenzione dei rifiuti. È chiaro che poi, come dire, l'autorità pubblica deve decidere se rientrano, non so, nelle isole ecologiche, centri di riciclaggio, rifiuterie, come vengono denominate anche in altre regioni. Comunque esistono, e come esistono? Sì, sono state proprio previste esplicitamente nel decreto legislativo 116. Erano previste anche prima e adesso hanno introdotto alcune semplificazioni. Purtroppo su queste cose si crea sempre un cortocircuito, cioè rifiuto è qualcosa che ho gettato e quindi non è più un bene. Entra in un ciclo dove può essere toccato solo da persone che sono all'interno della normativa dei rifiuti, quindi soggetti abilitati, eccetera, eccetera, e non posso più sottrarlo. Io non posso andare in discarica, vedo un bel divano che è abbandonato in discarica, non posso andare a prendermelo e portarlo via, perché è destinato in discarica, è deposito definitivo, da lì non può più essere sottratto. E quindi si crea questo cortocircuito per cui paradossalmente si dà alla gestione dei rifiuti, che se ci pensiamo è alla fine della catena produttiva, il compito di risolvere quello che è il problema della catena produttiva a monte. Però ci sono queste iniziative, ci sono diversi esempi positivi, ce ne sono anche a Bolzano, a me viene in mente il Festival del rifiuto ingombrante, ci sono diversi centri di riciclaggio sparsi in Alto Adige dove c'è una piazzola dove le persone possono portare il bene, lasciarlo lì, il bene resta lì fino a quando non viene buttato. Quindi c'è sicuramente questa tendenza. D'altro canto c'è un'altra tendenza che ci dice consuma, che è paradossalmente, perché io vedo, ormai sto monitorando i dati sulla gestione dei rifiuti da 30 anni, e pensate, monitorare i dati della gestione dei rifiuti significa avere lo specchio di com'è l'andamento dei consumi, perché prima o poi un bene diventa rifiuto, come abbiamo detto, no? E quindi vedere che paradossalmente, nonostante tutti i nostri sforzi, che non sono pochi, se penso a quello che investe il pubblico, la provincia, i comuni, in termini di impianti per risolvere il problema, sono diversi milioni di euro. Parliamo nella gestione dei rifiuti di un 10-15 milioni di euro all'anno investiti in impianti. Costi della gestione dei rifiuti in Alto Adige sono circa 60 milioni di euro. Ogni anno noi spendiamo come Alto Adige circa 60 milioni di euro per gestire i rifiuti e nonostante questi sforzi che fa il pubblico, il risultato è che tutti gli anni io vedo che un po' i rifiuti aumentano. Mi veniva in mente, poi le chiudo. Allora, valore d'uso, valore di scambio, ma è sempre questa visione duale, dicotomica, manichea, chiamatela adesso. In realtà, perché non unire il ragionamento? Cioè, il valore d'uso, se è ancora d'uso, diventa valore di scambio e valorizza il valore d'uso, cioè non è più il bene e il male, il bianco e il nero. Non so se mi spiego. Quindi ecco qui l'uso della regola dentro la regola, cioè la fessurazione di questi comportamenti che potrebbero evidentemente portare a modificare anche dal basso, perché poi alla fine se aspettate che cambia il mondo, cioè andiamo ad appellarci al buon Dio, non so. C'era un'altra domanda? Non so se mi si sente, non ho voce. Allora, io quando ero piccola c'erano i famosi Strohhalme, pochi, ma chi voleva bere non dal bicchiere c'era la cannuccia di paglia. Mi viene da ridere, qui, non so, un anno o due fa plastic free, togliamo le cannucce di plastica. Primo, cosa servono? Due, non c'è più la paglia nel mondo? Vabbè, questa battuta. Poi
tanti anni fa mi sono battuta contro la seconda linea degli inceneratori e la mia teoria rimane sempre quella. Le 3 R, ridurre, recuperare e poi riciclare. Ma mi sembra che stiamo, come Giulio conferma, sempre andando in un'altra tendenza. D'altronde, cosa ci meravigliamo? Si parla sempre di PIL, no? Deve aumentare il PIL, che cos'è? Che dobbiamo consumare di più, sempre di più. Anche inutilmente, leggevo qualche anno fa, nei dati adesso non mi ricordo esattamente, quanti oggetti ci sono in una casa di una famiglia normale, quanti ce n'erano negli anni 60? Erano 2000 gli oggetti, che già sono tanti. Poi, dopo qualche decennio, però non mi ricordo adesso, non potrei dire l'anno esatto, erano più di 10.000. Questo l'ho letto qualche anno fa. Io credo che dobbiamo pretendere dalla politica un'altra cosa, ma anche deve venire dal basso e cercare di veramente consumare, essere in controtendenza e consumare di meno, perché tante cose, ma anche non solo di beni così. Sto leggendo un bellissimo libro, però l'ho appena iniziato, quindi, ma mi dà tanta fiducia, di un giornalista canadese, McKinnon, il giorno in cui smetteremo di fare shopping. È molto interessante perché fa tutto in tutto il mondo su vari aspetti. Grazie. Allora, a me viene in mente un mio caro amico Andrea Bocconi, che si occupa di tutt'altro perché fa lo psicoterapeuta, che un giorno mi disse: ma Giulio, ma chi l'ha detto che il PIL deve sempre crescere? Lui si occupa tra l'altro di educazione, da psicoterapeuta si occupa di educazione, per cui effettivamente chi l'ha detto che il PIL deve sempre crescere? Viviamo in un modello che è questo, sicuramente. A me viene da dire che non è l'unico modello che sia sempre esistito e quindi forse ce ne potrà essere un altro oltre questo. Cioè cos'è o quale dovrebbe essere l'aspirazione della modernità? Quello di creare un mondo migliore, cioè se questo mondo col PIL crescente ha esaurito le sue capacità, aspettiamoci che ne arrivi uno migliore. Sicuramente ogni passaggio è un passaggio faticoso e cruento, cioè se penso a come sono stati i passaggi sociali negli ultimi 500 anni da una società all'altra, sono sempre stati piuttosto cruenti. A me viene in mente la rivoluzione francese, per cui spero questo non sia cruento, spero che sia governato. Questa è la mia aspettativa. Non so se volevi... C'è poco da aggiungere, nel senso che sì, la storia non si guarda negli ultimi 100 anni, ma si deve guardare... Già 300 anni sono pochi, quindi insomma di solito so che magari qualcuno si scandalizza, ma in realtà bisogna guardare a lungo termine. Brodello lo insegnava, eccetera, eccetera. No? E quindi vabbè, se lei va in Africa, ad esempio, in certe realtà, lei troverà che le bottiglie di plastica vengono riutilizzate continuamente, ma allo stesso tempo nelle grandi città, mi viene in mente Nairobi, Addis Abeba, le trova per strada appiattite, pestate, perché? Perché non c'è nessuno che si cura di recuperarle e poi di chi ha avuto l'idea, perché c'è stato chi ha avuto l'idea, ecco, è stato, come dire, emarginato e quindi non gli hanno consentito di fare questo. Quindi anche volendo, no? Però se lei va nei villaggi, ad esempio, non so, mettono le medicine oppure utilizzano, che so, i raggi per fare i giocattoli dei bambini, quindi non viene buttato via nulla nei villaggi, ma stiamo parlando di società, insomma, che sono ferme. Poi quando si contaminano, mi passi sto termine, ecco, allora hanno la capanna di terra
paglia, ma hanno il telefonino, se lo caricano con la batteria e quindi cioè, c'è qualcosa evidentemente che non funziona a livello insomma, di civiltà, parliamoci chiaro. Ma in Europa potremmo tornare indietro? Io non credo. Cioè, potremmo cambiare la qualità degli acquisti, della produzione, tutto quello che volete, però la decrescita felice, per esempio, se vuol dire selezionare i consumi, gli acquisti, eccetera, va bene, ma se vuol dire tornare, non so, a una forma di utilizzo, che so, del generatore piuttosto che dell'energia del sistema, oppure altre forme, il pozzo proprio anziché quella rete acquedottistica, cioè, non può stare in piedi, come anche depurazione e tutto il resto. Qua scatta, ecco, su questi sistemi scatta il solidarismo, scatta la visione politica, l'organizzazione, il modello, il servizio pubblico. Ecco, però dipende come viene gestito. Io volevo aggiungere solo una cosa. C'è un libro che noi abbiamo molto usato nell'educazione ambientale nelle scuole, dove a seconda dei paesi le famiglie mostravano quello che avevano in casa. Lo mettevano fuori e poi veniva fatta una foto della famiglia con gli oggetti esposti, no? Ed è veramente impressionante come la distribuzione dei consumi degli oggetti o quello che a noi sembra necessario sia diverso da paese a paese. Non mi ricordo quale sia il libro, ma se ha interesse riesco comunque a ritrovarlo, perché vedere quell'immagine era veramente impressionante. Bene, se non ci sono più domande da parte del pubblico, c'è ancora una domanda? 2 domande. Abbiamo un'ottima acqua che esce dai nostri rubinetti, ma perché dobbiamo comprare l'acqua in bottiglia o di plastica o anche di vetro? Nessuna. Si potrebbe anche fare, c'è stato qualche anno fa l'acqua del sindaco, però perché dobbiamo farci imporre tutto il consumo, veramente anche quello che non serve, senza tornare indietro ai tempi di Neanderthal? Io non dico questo. Però tanti consumi sono per niente, per cui basta. Sì, sicuramente, ma qui anticipo anche una cosa che è oggetto di discussione politica. C'è un progetto che è stato approvato dalla Giunta provinciale, Plastic Free, che cerca di lavorare anche sulla riduzione delle bottigliette di plastica, proprio perché a Bolzano non hanno motivo di esistere. Un dato rassicurante: da noi per fortuna si consuma meno acqua minerale in bottiglia che nel resto d'Italia, perché la popolazione culturalmente sa che l'acqua dal rubinetto è buona. Vai in Emilia Romagna e il discorso già cambia. Buonasera, sarò velocissimo. Allora, un pensiero e 2 domande. Allora, il pensiero che mi sono posto io è questo, visto che siamo appunto anche in un'istituzione, diciamo, culturale, no? Secondo, e visto che ci sono, politici no, però insomma dirigenti della pubblica amministrazione, secondo me bisognerebbe anche fare un altro passo. Cioè i giovani, allora qua giovani non ne vedo, comunque giovanissimi, bisognerebbe secondo me per l'educazione ambientale anche creare una storia moderna o diciamo una comunicazione che dica ai giovani che il riuso sia, fra virgolette, permettetemi il termine, figo, no? Perché adesso, visto che il marketing delle grandi catene, per esempio, no? Come le troviamo sotto i portici fino in via Museo, no? Sono queste aziende qua che incentivano, diciamo, il consumo spiccio, quello degli abiti, dei vestiti che durano 3 mesi e poi li devi buttare, così come gli elettrodomestici con l'obsolescenza programmata, no? Quindi secondo me sarebbe anche compito della politica, della cultura, delle istituzioni culturali, raccontare ai giovani che il riuso, il riciclo e anche diciamo, la riduzione dei rifiuti a monte sia una cosa bella, perché se oggigiorno tu vai
in un evento dove, non so, ti viene riparato il computer o l'elettrodomestico, dai colleghi ti senti dire vabbè, ma è il solito evento dei fricchettoni ambientalisti, no? E fino a quando diciamo, il senso comune penserà a quello, non andremo mai avanti. Cioè, quindi, non so, sarebbe appunto anche compito di un'organizzazione culturale promuovere questo tipo di narrazione sociale e collettiva. E 2 domande al volo. Appunto si dice sempre che noi qua in Alto Adige siamo un'isola felice, comparandola con Napoli, Roma o il sud Italia, ma rispetto al nord Europa come siamo messi? Domanda 1. E domanda 2, qualcuno di voi 2 aveva parlato che c'è un tipo di rifiuto che in Alto Adige non viene ancora gestito come dovrebbe essere, se ho capito bene all'inizio. È per caso quello degli oli usati domestici? No? No, ok, grazie. Allora, magari intanto sulla questione dell'educazione ambientale, e anche qui adesso magari anticipo qualcosa. Noi siamo già operativi nell'educazione ambientale, circa 6.000 ragazzi delle scuole elementari partecipano annualmente ai nostri progetti di educazione ambientale, quindi significa che ogni anno 1/3 dei ragazzi delle scuole elementari partecipa ai nostri progetti. So per certo, ma poi eventualmente gli do volentieri la parola al dottor Lampis, che è un grosso tema dell'assessorato, quello di rafforzare i progetti di educazione ambientale, perché sicuramente sono le nuove generazioni. Del resto lei diceva dei vestiti, io ho dei figli che adesso hanno 21 anni, ma sono i primi a comprarsi gli oggetti usa e getta, pur magari essendo attenti alle tematiche ambientali. E quando io gli spiego qualcosa, mi dico, ma è così che succede? Che fa? Io pensavo che buttandolo lì poi andava tutto bene. No, se butti i vestiti nel cassonetto della raccolta dei vestiti, in realtà entra in un ciclo produttivo, in parte si perdono e restano sorpresi. Comunque è sicuramente un tema. E rispetto al nord Europa, in Alto Adige siamo messi molto bene, cioè il 70% di raccolta differenziata è confrontabile con la Germania ed è confrontabile anche con gli altri dati del nord Italia. Poi questo dato, come spesso diciamo col dottor Pierobon, va preso molto con le pinze, perché io posso essere bravissimo a raccogliere separatamente e poi scarso a riciclare, per quello è il passaggio successivo. E sulla gestione in realtà lì si parla di un terzo flusso che può derivare anche dal trattamento dei rifiuti urbani, che è un codice 191212. Chi avesse voglia di approfondire l'argomento su questo, io e Alberto abbiamo scritto un libro online, che è disponibile online, il titolo me lo sono anche scritto, Rifiuti ed emergenza sanitaria, l'abbiamo scritto nel periodo Covid. Sì, ed è arrivato anche a questo tipo di rifiuti. Io faccio questo mestiere solo da aprile, prima mi sono occupato solo di cultura, però con l'assessore sì, ha ragione Giulio Angelucci, un primo programma per i prossimi anni è incrementare l'educazione ambientale e intercettare il cambiamento soprattutto nelle giovani generazioni, che però sono anche molto avanti, perché insomma la fortuna delle app di riciclo dei vestiti, cioè non ci sono solo quelli che vanno da H&M, ci sono quelli che comprano e che vendono su Vintage e su app del genere, sono sempre di più. Cioè i giovani scendono in piazza oggi per queste tematiche più di qualsiasi altra fascia d'età, quindi io vorrei chiudere con questa speranza, insomma, quando li vediamo così impegnati e così determinati, credo che possiamo anche aspettarci, magari non subito, nel giro di pochi anni, ma forse ci possiamo davvero aspettare un futuro migliore. Benissimo, allora io direi che con queste parole possiamo anche concludere la nostra iniziativa. Ringrazio i nostri ospiti, ringrazio voi che ci avete seguito fino all'ultimo. Ricordo che il ciclo di conferenze Ambiente e Cultura si incontrano prosegue sempre nel mese di novembre con altri 2 appuntamenti, il 22 di novembre alle ore 18 sempre qui in questa sala oppure in diretta streaming, saranno ospiti nostri Alberta Stenico
e come moderatrice Jutta Kustacher. Il tema sarà dedicato, l'argomento sarà l'acqua, un patrimonio prezioso e limitato, come orientarsi fra la tutela e lo sfruttamento. Il 29 novembre invece sarà la volta dell'incontro con Luca Verdi e sempre con la moderazione di Jutta Kustacher. Il titolo prevede appunto di occuparsi come oggetto l'aria e quindi aria e radiazioni, come orientarsi immersi nell'inquinamento, punto interrogativo. La biblioteca è comunque sempre a disposizione per ulteriori approfondimenti. Se volete seguirci, l'iscrizione è gratuita e potete ricevere direttamente gli inviti e il promemoria, come anche la possibilità di registrarvi automaticamente tramite la newsletter. E quindi vi diamo un arrivederci, vi ringraziamo ancora e a presto. Grazie a voi.